Allora stavamo provando, Pronti? sì. 1, 2, 3. Sarà quel che sarà. Vabbè, ma dai, no, abbiamo quello è sbagliato. concentrato. Sarà quel che sarà, del nostro amore che sarà. Rendiamo oggi quel che dai e quel che avanza per domani basterà. Ecco, Luca Maciacchini ha cantato Prego bel posto. E invece Luca Maciacchini, che cosa ci canterai adesso? Allora, ci ha già pensato lui. Walter, Sabrina, avete mai avuto un'idea che poi vi è stata rubata e dire porca miseria? Ma quanti ne Ci hanno conosciamo? Noi le produciamo le Ecco, idee. parliamo proprio di questo, ragazzi. Ci ha già pensato ci ha già lui, pensato lui. e io sono arrivato in ritardo e non posso dire che c'ero prima io. Ok. Di questo parliamo questa poco. sera. Per poco. mannaggia. Luca? Maciacchini. Maciacchini! Vai. Sono il genio del video digitale, sono specializzato in arte multimediale. Con il mio Betacam, la videocamera Sony, io creo il mio universo di suoni e di visioni. Ho già in mente un soggetto originale e pittoresco per un cortometraggio surreale e grottesco. Metropoli gigante, da un angolo ti spunta un tram pieno di gente nell'ora di punta, ma nell'ora di punta da un altro punto incontro al tram si unisce una trama che si tesse e si svolge insieme al suo congiunto, ed in città ci viaggia solamente chi si ama. Questo breve filmato lo mando al festival del cine indipendente, di certo vincerà, ma incontro un collega che esulta, brevi siamo, con il cortometraggio realizzato sul tram. Ci ha già pensato lui, che fregatura, ci ha già pensato lui, l'idea non dura. Non faccio mai in tempo a finire un prodotto che qualcuno me lo frega, il mio orizzonte è già ridotto. Son tanti anni che io mi do da fare per affermare il mio talento di scrittore, ma ogni argomento è già stato affrontato e poi la gente si appassiona solo ai thriller mozzafiato. Io invece, che c'ho un grande spirito innovativo, vorrei scrivere qualcosa di davvero alternativo che possa divertire facendo anche pensare, ma sembra che per me non ci sia niente da fare. Penserò ad una storia che ricordi un po' la mia, lo scrittore un po' frustrato che c'ha dentro la poesia, ma in nome del mercato ogni sua peripezia viene vanificata dall'idiozia degli editori che hanno in testa solamente immondizia. Ma mentre io ve la scrivo mi giunge la notizia che primo in top 10 è già la terza edizione, un libro di un artista sulla sua frustrazione. Ci ha già pensato lui, ma che figura, ci ha già pensato lui, è una tortura, e con la scusa di fornire sempre il buon esempio la finiranno mai di fregarmi sul tempo. Essere o non essere un grande cantante, cantare o non cantare per conquistare la gente. Per essere sincero io ho già le qualità, ma per farsi notare dimmi tu come si fa. Per farlo originale, per essere commerciale, per rendersi appetibile ma non troppo banale. Ma che idea! Mi metto a lamentarmi che nessuno mi ascolta mai e resto a crogiolarmi dentro tutti i miei guai, che vorrei stare in classifica e fare su milioni, mentre mi dico smetti di campare di illusioni. Ma prima che io possa proporre un'idea o che qualche anima buona dell'industria si affacci, sale alla ribalta e acquisisce la nomea quello che vuol cantare come Biagio Antonacci. Ci ha già pensato lui, ma che tristezza, ci ha già pensato lui, se non hai fretta non puoi tornare indietro e dire c'ero prima io, nessun ti crederà e ne dovrai pagare il fio. E allora dopo tutto questo grande affare, se voglio veramente essere originale, mi accorgo all'improvviso che l'unico rimedio è in segno di protesta un plateale suicidio. Come? La corda? La benzina sulla piazza? Harakiri? Buttarsi giù dalla finestra? Ma lascia stare, perché ci han già pensato loro,
ci hanno già pensato loro. Ma anche qui. Ma basta. Ma tutti hanno già fatto tutto. Tutti hanno detto tutto. Nemmeno si può più crepare in maniera originale. Vabbè, sentite. Io sono qui. Se volete, mi trovate tutte le sere a casa mia con uno show diverso, diatonico, dialogico, dialettico, di, a, da, in, con, super, tra, fra. E se il disco non vi è piaciuto, ricordate che potrete riportarlo in biglietteria ed avrete in omaggio un biglietto di sola andata per il prossimo DVD del Macciacchini e un biglietto da visita per Luca Macciacchini. Questi testi sempre particolari, Hai visto? Cioè, complimenti Luca, ci ha pensato lui. Ci ha già pensato No, io ho lui. guardato il trenino prima, lui cantava tipo rap e il trenino, vabbè, ovviamente, non sapeva più cosa fare. Grande Luca Macciacchini. Grande Luca. Vai, Luca. La regina.